Ciao e grazie per essere qui. Grazie a voi. Volevamo chiederti quali tematiche avete affrontato voi professioniste con questo ciclo di incontri? Allora, abbiamo affrontato diverse tematiche, da come sviluppare al meglio il linguaggio del bambino proprio dai primi giorni, primi mesi, poi anni di vita, per passare poi al benessere della coppia, di come si sviluppa la nuova coppia a fronte del nuovo nato, così come la dieta della mamma in gravidanza e l'alimentazione del bambino nel momento dello svezzamento, per passare anche all'utilizzo delle tecnologie e altri temi come il sonno, che è stato super apprezzato. Abbiamo visto davvero un buon riscontro, no? Tra le mamme e avete notato un interesse particolare per qualche argomento? Sì, allora i giorni più gettonati diciamo che sono stati il come affrontare le problematiche del sonno del bambino nei primi mesi, così come anche il momento dello svezzamento e lo sviluppo del linguaggio. E anche una cosa che ci ha un po' stupito è l'interesse delle mamme di cercare di farsi aiutare dai loro partner con il carico mentale, quindi il come la coppia cambia quando nasce un nuovo bambino. Certo. Secondo noi sono stati molto apprezzati questo incontro, avete avuto la stessa Sì. sensazione voi, vero? Sì, abbiamo notato soprattutto che le mamme in questo momento con i neonati, il postparto, hanno veramente bisogno di comunità, di affrontare i dubbi che solitamente non si vogliono dire, fare delle domande proprio senza il giudizio e anche in un ambiente così un po' informale, che è la cosa che forse hanno apprezzato di più, dove si sentivano libere di poter chiedere qualsiasi cosa a comunque delle professioniste che avevano delle risposte. C'è un augurio che vuoi fare a queste mamme? Sì, di non aver paura di chiedere aiuto, di non aver paura di delegare anche a altre persone, i nonni, al partner, e di venire numerose il prossimo anno, in cui sicuramente la biblioteca e l'amministrazione comunale riproporrà questo tipo di eventi, perché è proprio utile a tutti, anche solo nell'uscire di casa e parlare con altre mamme e condividere. Grazie mille. A voi.